In 30.000 lo sfilamento, in almeno 40.000 lungo le strade, in centinaia di migliaia davanti agli schermi della nostra emittente. Ascolti record per la lunga diretta del raduno Triveneto degli Alpini a Vittorio Veneto nel centenario della fine della Grande Guerra. Una nottata di festosa attesa, sabato in piazza e per le vie della città, poi ieri, grazie anche al sole, l'entusiasmo per gli alpini è esploso in tutta la sua forza. E Vittorio Veneto questa mattina si è alzata incredula, non pensava di assistere a una 3 giorni alpina di questa portata. L'omaggio del governatore Luca Zaia ai vessilli, Zaia che in tribuna d'onore ha ritrovato il ministro per gli affari regionali Erika Stefani, con cui sta trattando l'autonomia del Veneto. Sfilano le sezioni, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Veneto, gli alpini che hanno fatto la storia, gli alpini che hanno combattuto la guerra di 100 anni fa in casa propria sulle proprie montagne. Sfilano i neosindaci di Vicenza, Francesco Rucco e Treviso, Mario Conte, sfilano i labari delle comunità del Piave, sfila la sezione di Treviso. Vogliamo dire che la terra del Piave, del Grappa e del Montello, la terra del centenario, la terra delle medaglie d'oro al valor civile concesse alle comunità della sinistra e della destra Piave, sfollate dalle proprie case, allontanate dalla propria terra, è qua che sfila orgogliosamente nell'anno del centenario. Palloncini dai ragazzi per chiedere che dalla guerra nasca un mondo di pace, poi l'epilogo con il passaggio della stecca tra Vittorio Veneto e il suo presidente di sezione Francesco Introvigne e gli amici di Tolmezzo, sede della Dunata Triveneta del 2019, con la città della vittoria che a novembre attende il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e che per il prossimo futuro spera in un'investitura ancora più prestigiosa da parte dell'ANA, come ha annunciato il sindaco Roberto Tonon. La gioia che abbiamo provato adesso si trasforma in desiderio, il desiderio di fare la stessa azione che stiamo facendo noi passando la stecca agli amici della sezione carnica. Ci aspettiamo che fra 2, 3, 4 anni Vittorio Veneto riceverà la stecca per una adunata nazionale. Per il bosco delle penne mozze, per i luoghi dell'anima e del cuore non solo dei trevigiani ma dell'intero mondo alpino nazionale.